Si tratta di un progetto denominato VIAS, secondo il quale nel 2020 Trieste sarà la città italiana con il più alto tasso di mortalità per malattie attribuibili all'inquinamento, anche se la città si dovesse adeguare ai limiti di legge imposti per le emissioni di tre inquinanti, le PM2,5, polveri più sottili delle PM10, ozono e biossido di azoto. Queste le proiezioni, mentre i dati riferibili agli anni più recenti vedono la città al sesto posto in Italia nel 2010 e al quarto nel 2005 dopo città come Milano, Pavia e Napoli. Lo studio fornisce, spiegano i rappresentanti dei 5 Stelle, la prima mappa dettagliata dell'impatto sanitario dell'inquinamento in Italia con il dettaglio regione per regione. Dati, affermano, di cui la regione e il comune non possono non tenere conto. A Trieste non c'è un inquinamento veicolare particolarmente grave e non c'è una concentrazione importante di industrie. La conclusione dei 5 Stelle è che la fonte inquinante più significativa è rappresentata dalla Ferriera insieme all'inceneritore. Monitoraggi e vigilanza non bastano più, affermano i pentastellati. Ora è urgente che la Regione imponga ad Arvedi la chiusura dell'area a caldo della Ferriera, dove l'intero processo è fuori controllo. Questo non significa creare particolari problemi occupazionali, aggiungono i 5 Stelle, dal momento che il laminatoio a freddo potrà garantire la collocazione di quasi tutti i lavoratori dell'area a caldo. La conferenza dei servizi che si è aperta oggi in Regione dovrebbe concludersi venerdì, almeno in teoria, con la concessione della nuova autorizzazione integrata ambientale che consentirà alla Ferriera di proseguire l'attività, anche se i problemi ambientali più volte denunciati negli ultimi mesi pure dallo stesso Comune di Trieste non mancano.